Sconcerto a Martellago per quanto accaduto a decine di ragazzi delle scuole secondarie di primo grado che si sono trovati inseriti in un gruppo WhatsApp denominato Aggiungete più persone possibile, caratterizzato da un simbolo dell'infinito in nero su sfondo viola e contenente esplicito materiale pedopornografico, immagini accompagnate da volgarità di ogni genere. Complice l'importazione dei contatti in rubrica nella chat, ne risultano 1600, i contenuti si sono diffusi di dispositivo in dispositivo, spaventando i ragazzi, che una volta capito ciò che stava accadendo sono usciti dalla chat segnalando la cosa ai genitori che si sono rivolti poi alla dirigente scolastica. Ne abbiamo già parlato coi ragazzi a rientro dalle vacanze così di carnevale, adesso ci riserviamo lunedì insomma, di, riprendere un po' l'argomento in classe e può darsi che emergano anche altri elementi, perché poi i ragazzi comunque insomma parlano, si confidano. Mi riferivano che forse c'erano anche ragazzi di altre scuole, anche di altre località, di altre regioni, perché poi si chiedevano: "Ma tu di dove sei?" Però di questo non ho certezza. È fatto grave, devo ringraziare il genitore che lunedì mattina mi ha chiamato, mi ha informato dei fatti. Io ho avvertito subito i carabinieri e anche loro erano stati avvertiti da altri genitori che avevano già sporto denuncia sia loro che la polizia postale. Quindi si sta muovendo sicuramente qualcosa, speriamo di venirne a capo. Ancora non è chiaro chi ci sia dietro la chat, sarà la polizia postale a scoprirlo. L'allert però si sta ancora diffondendo nel territorio, segno che probabilmente qualcuno è rimasto nella chat e permette la condivisione dei materiali incriminati. Sono stati bravi quei ragazzi che appena hanno visto certe cose hanno avvertito i genitori e dico ai genitori stare attenti a quello che fanno con i figli perché purtroppo si può cadere in questi tranelli molto facilmente. Noi con le politiche giovanili ci siamo mossi già anche negli anni scorsi, facciamo degli incontri, non dico quasi ogni anno, ma comunque vengono fatti. Sicuramente va intensificato ancora di più visto quello che è successo in questi giorni. E noi ogni giorno spieghiamo ai ragazzi che non devono postare foto, che non devono scrivere, che i social vanno usati in maniera intelligente, però vediamo che molte volte, le nostre raccomandazioni vengono disattese.